Buongiorno a tutti ed un saluto ai partecipanti al convegno di oggi, all'incontro di oggi, incontrando e coinvolgendo esperienze. Un saluto da parte mia, ovviamente, ma di tutta l'amministrazione regionale ed in particolar modo del suo presidente Massimiliano Fedriga. Purtroppo sono dispiaciuto di non poter partecipare a questo incontro, ma purtroppo viviamo ore convulse, soprattutto perché da martedì arriverà in aula il disegno di legge della stabilità, la legge finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che stanzierà anche per il prossimo triennio ingenti risorse a favore delle politiche delle associazioni dei corregionali all'estero. E mi dispiace non essere presente lì con voi perché penso che sia di estrema attualità l'organizzazione dell'evento di oggi. Di estrema attualità perché forse siamo stati abituati, quando parliamo di emigrati all'estero, di corregionali all'estero, a immaginare delle situazioni che non ci sono più, fortunatamente, e che hanno visto protagoniste queste terre molti anni fa, quando i nostri nonni, i nostri bisnonni sono partiti hanno viaggiato in tutti i continenti, partendo probabilmente soltanto con la valigia di cartone, la vera valigia di cartone, cercando fortuna altrove. Quell'emigrazione oggi è fortemente cambiata, quegli anziani non ci sono più per motivi anagrafici, sono rimasti gli emigrati di seconda, di terza generazione in quei paesi, ma c'è ancora un'emigrazione costante che è molto diversa rispetto a quella di allora. Oggi è un'emigrazione molto più giovane, che sceglie di andare via dal Friuli Venezia Giulia per motivi di studio o per esperienze, per fare delle esperienze lavorative, e abbiamo la necessità di dialogare anche con quella nuova emigrazione. Il convegno di oggi auspico che ci aiuti a capire come coinvolgere anche quelle persone, quei giovani emigrati, per fare in modo che quel collegamento con il Friuli Venezia Giulia rimanga sempre costante. Se da una parte infatti noi ragioniamo sugli emigrati di seconda, terza generazione come delle sentinelle, degli ambasciatori, delle vedette del Friuli Venezia Giulia in ogni capo del mondo, quando parliamo della nuova emigrazione, un'emigrazione caratterizzata da una forte mobilità, perché chi emigra oggi per motivi di studio e di lavoro magari sta qualche mese o qualche anno in un paese, poi si sposta e fa un'esperienza ancora altrove, ma mantenere quei contatti oggi ci serve anche per poter fare in modo che quei giovani facciano la loro esperienza all'estero, maturino delle esperienze professionali all'estero, di studio all'estero, ma che poi possano sempre in qualsiasi momento tornare per portare a frutto e mettere a frutto le esperienze acquisite sul nostro territorio regionale. Dunque, bene il convegno di oggi, auspico di vedere a presto le conclusioni dell'incontro di oggi nella relazione illustrativa, e approfitto di questa occasione per fare a tutti quanti voi e ai vostri cari i migliori auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo.